Il Friuli ancora nella morsa dei roghi, 4 i focolai attivi, il più grande in Valresia. Il sindaco Anna Michelli parla di incendio doloso commesso dai responsabili, migliora la situazione sul Carso e caccia ai piromani. La siccità si fa sentire in alta montagna, in 7 comuni attive le autobotti per rifornire le abitazioni di acqua. L'appello del presidente del CAF, usatela responsabilmente per evitare criticità peggiori. Niente sirene romane per Fedriga, che assicura di ricandidarsi in Friuli Venezia Giulia nel 2023, in frantumi la possibile alleanza PD 5 Stelle in regione. Confindustria, basta chiacchiere, serve un governo adeguato. Temperature sempre più bollenti a causa dell'anticiclone africano, Apocalisse 4800. Nel weekend termometro vicino ai 40 gradi, le previsioni del nostro Antonino Renda. Avanza la trattativa per il passaggio di Molina all'Atletico Madrid, trovata la quadra sulla cifra e sul ritorno di Perez a Udine, si complica invece il passaggio di Deulofeu al Napoli. Buonasera da Telefriuli e ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Il Friuli Venezia Giulia è ancora nella morsa degli incendi. Il più grande dei 4 focolai attivi è in Valresia e la taglia praticamente in 2. Lì il fuoco non cessa a diminuire. Il sindaco di Resia, Michelli, parla di incendio doloso commesso da irresponsabili, a rischio uno dei parchi naturali più vasti del Friuli. La minaccia arriva dal monte, è lì a pochi chilometri dalla statale 13 che un incendio sta devastando interi ettari del Parco Naturale della Valresia. E questo è uno dei 4 focolai attivi in regione. I vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e Protezione Civile stanno lottando in queste ore contro le fiamme a Iamiano, Duino, Prepotto e Resia. Una 60ina volontari in azione solo nella vallata friulana, dove si sta lavorando giorno e notte tra le fiamme anche per riaprire un bypass che possa consentire ai cittadini di Resia di essere ricollegati con il resto del Friuli. Il sindaco Anna Michelli non molla il fronte di 1 centimetro e non ha dubbi sull'origine del rogo. Sono fenomeni purtroppo che non dovrebbero accadere, questo è un incendio doloso ed è da irresponsabili, perché poi i danni finali sono questi, al netto di situazioni ben peggiori. Io ho capito che insomma ci saranno le indagini del caso, ma di sicuro insomma non si è acceso da solo. In questo momento il problema più evidente per noi è legato agli stavoli di Ruscis. Noi siamo molto legati a queste, chiamiamole secondo case, ma che sono seconde case legate a un'attività agricola vera e propria, no? Non sono chalet di sicuro, insomma. Com'è la situazione dell'aria? È un po' pesantina, poi adesso si è alzato il vento e quindi abbiamo richiesto come sindaci il monitoraggio all'ARPA per capire appunto qual è la qualità dell'aria, ma bisogna avere pazienza anche su questo. E la polizia slovena avrebbe fermato un uomo ritenuto responsabile dei violenti incendi che da giorni stanno devastando il Carso, ma al momento la notizia non trova conferme ufficiali. Gli investigatori sloveni stanno lavorando a tutto tondo con i colleghi italiani per chiudere il cerchio delle indagini. Non è da escludere la mano di piromani. A Resiutta un elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento intanto preleva l'acqua dal Rio per spegnere il fuoco che minaccia gli stavoli, un ripetitore della televisione. Le immagini del caricamento dell'acqua da parte di un mezzo elicottero del 112, da dove arriva questo mezzo? Questo arriva dalla provincia di Trento, ci sono in aiuto, è venuto oggi e ci sta aiutando moltissimo in questa operazione di tenere sotto controllo questo versante che sta salendo purtroppo verso il comune di Resia. Quante persone e quanti mezzi sono impiegati in questo momento? Sono circa fra le 60 e le tante persone, fra volontari che devo ringraziare, la polizia locale che avete già visto, soprattutto i vigili del fuoco, la nostra forestale, insomma i pompieri volontari e in più oltretutto 2 elicotteri e da stamattina per fortuna 2 canadairi che ci stanno aiutando. C'è un altro problema, la questione dei massi. Certo, questo è uno dei pericoli, perché dopo l'incendio smuove quelli che sono i massi che non sono stabili e lungo la strada c'è sempre caduta massi e noi aspettiamo con trepidazione la pioggia, ma anche con paura, perché o viene una pioggia abbondante dove spegne l'incendio e quindi riesce a fermare il problema, ma se viene un temporale abbiamo anche il rischio che non spenga l'incendio, il sottobosco è bruciato e non ci sono
diciamo i sassi che sono pericolanti non hanno più freni, quindi con l'acqua possono scendere sulla strada. E i Canadair, che sono impegnati nell'operazione di spegnimento degli incendi in Varresia, si riforniscono al lago di Cavazzo sotto gli occhi dei turisti. Siamo sulla riva del lago di Cavazzo, lago dei tre comuni. Da questa mattina questo è il serbatoio per il Canadair dei Vigili del Fuoco, che ogni 10-12 minuti di fatto plana, cala, va a sfiorare le acque di questo lago, il cui livello, come vedete, non è elevatissimo, un po' come tutti gli invasi naturali della nostra regione. Carica e poi si rialza, ridecolla facendo una virata brusca sopra la zona di Trasaghis e si porta poi alle mie spalle, dove appunto ci sono degli incendi in corso, molto probabilmente nella zona di Resia. Il carico dell'acqua avviene lo ricordiamo, ogni 10-12 minuti. Nel lago si continua a fare il bagno, i bordi a prendere il sole, e ci sono tanti animali che sono assolutamente indifferenti al passaggio di questo gigantesco velivolo di soccorso dei Vigili del Fuoco. Il vicepresidente della Regione Riccardi ha firmato un nuovo impegno di spesa per 838.000 euro per interventi e attrezzature contro gli incendi. Secondo l'ultima relazione della Protezione Civile, nei prossimi giorni le condizioni atmosferiche favoriranno l'innesco di nuovi focolai. Tra le priorità la messa in sicurezza della viabilità e l'utilizzo di un elicottero della provincia autonoma di Trento. Tra le testimonianze quella di Michele Leghissa, che oggi è da Lignano come vice allenatore della nazionale italiana di beach soccer. Lui di Medeazza ha raccontato l'inferno di fuoco che ha visto da vicino nel suo paese. Mai vista una cosa del genere, abbiamo avuto davvero paura, ha raccontato. Una cosa pazzesca, perché c'è anche i vecchi del paese hanno detto non hanno mai visto una cosa del genere. Il fuoco è arrivato fino alle case, ci stavano anche evacuando. Veramente finché non la vivi non puoi capire come questo fuoco viaggia, che non riesci a fermarlo. Io subito la mattina sono sceso perché mi hanno chiamato, siccome ho cavalli o animali, e siamo andati a spegnere un piccolo incendio sotto Medeazza. Poi ci siamo spostati verso Iamiano, diciamo, e da lì che è partito tutto, sotto il treno. Il problema è che è partito il vento dal mare e ho assistito io al momento che ha fatto proprio il salto della strada, dove i vigili stavano spegnendo, ma è venuto un refolo di vento e è saltato oltre la strada. Una cosa impressionante. Hai avuto paura? Abbiamo avuto paura, tanta paura. È un piccolo gesto, no? Però sapere che anche qua sono entrati con uno striscione. Bel segnale. Poi io li ho visti al lavoro, poi c'erano anche gli sloveni che venivano di qua, i nostri che andavano di là, c'è tanta cooperazione. Bisogna ringraziare tutte queste persone, anche forestali, tutti veramente lavorano 24 ore al giorno da noi, sono fantastici. Il cordoglio per la scomparsa di Elena Loduca, la poliziotta e volontà della Protezione Civile, che è morta ieri mentre combatteva contro le fiamme a Cialla di Prepotto. Tanti messaggi arrivati alla famiglia dalla regione e non solo. Una storia di impegno civile, un esempio per tutti. Ieri, a fine turno, si è tolta la divisa della Polizia di Stato e ne ha subito indossata un'altra, quella della Protezione Civile di Prepotto, di cui era coordinatrice. Questa era Elena Loduca, 56 anni, morta ieri nella frazione di Cialla, travolta da un albero in fiamme. Lei, per il suo costante impegno per il prossimo, lo scorso dicembre era stata insignita del Cavalierato al Merito. Il comune di Prepotto proclamerà una giornata di lutto cittadino. Tanti messaggi di cordoglio da tutta la politica regionale e non solo. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha sottolineato l'altruismo di chi, come Elena, mette a rischio la propria vita a servizio del paese. È stata un esempio di entusiasmo sul lavoro per tutta la comunità, hanno riferito i colleghi del commissariato di Cividale. Le saremo sempre riconoscenti per aver saputo coniugare impegno professionale, tempo libero e passione per la sua terra a tutela del prossimo. Non dimenticheremo la passione, la pazienza e l'abnegazione di donne come Elena.
Lascia un enorme vuoto nelle vite del marito e della figlia che la stavano aspettando a casa, scrive la Polizia di Stato sui canali social. Il suo grande senso del dovere nel servire la comunità proprio nei momenti più difficili è per noi tutti un esempio. Al dolore si è unito anche il segretario regionale del sindacato italiano appartenenti polizia, Pierpaolo Zanussi. La sua attività e il suo costante impegno umano e professionale, ha detto, hanno rappresentato una colonna portante. 50.000 bottiglie di acqua a Goccia di Carnia sono state messe a disposizione della Protezione Civile delle Friuli Venezia Giulia per i Vigili del Fuoco e i volontari che lavorano giorno e notte per combattere gli incendi che stanno devastando la nostra regione. Parlando di trasporti messi in difficoltà dagli incendi, sono ripartiti questa mattina i collegamenti ferroviari che erano fermi da 3 giorni per i roghi sul Carso. A Monfalcone ancora obbligo di mascherina, ma è ripresa l'attività di Fincantieri. Alle ore 10 i tecnici di RFI hanno dato il via libera, sono ripresi questa mattina i collegamenti ferroviari da e per Trieste, sospesi più o meno alle 10:15 del 19 luglio a causa delle fiamme che lambivano i binari e che hanno divorato una parte importante del Carso. Dal pomeriggio di ieri i tecnici, circa un centinaio, hanno ricevuto il via libera dai Vigili del Fuoco per valutare i danni delle fiamme nei 5 km nel tratto da Duina Aurisina a Monfalcone, dove sono stati sostituiti i cavi elettrici e della fibra ottica per un importo totale di 320.000 euro, senza contare i pesanti disagi subiti dai passeggeri che dovevano essere trasportati prima da una navetta ferroviaria dalla stazione di Trieste fino a Duina Aurisina, da dove poi venivano caricati su dei pullman fino a Monfalcone. In alternativa era stato attivato un servizio via mare grazie a TPL FVG e al Delfino Verde. Con la ripartenza dei treni, il primo partito da Trieste alle 10:15 verso Venezia, e sono stati soppressi anche i servizi sostitutivi. Intanto il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, ha confermato l'ordinanza che impone l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 anche all'esterno, mentre Trieste rimane caldamente raccomandata. Alla Fincantieri, nella città dei cantieri, questa mattina alle 6 l'attività è ripresa regolarmente, dopo 2 giorni di stop e dopo le verifiche della salubrità dell'area effettuata dai tecnici ARPA. E in alta montagna si fa sentire la siccità con le autobotti per il rifornimento attive in 7 comuni. È il caso di Monte Aperta, frazione di Taipana. Ampezzo, Sauris, Paularo, Taipana, Sappada, Torreano e Pulfero sono questi i primi comuni friulani in cui la crisi idrica comincia a farsi sentire. Sono i segni inequivocabili della siccità. È qui che le autobotti corrono avanti e indietro per rifornire le abitazioni di acqua. A Monte Aperta, frazione di Taipana, il serbatoio del CAFC è arrivato nel pomeriggio di oggi. L'acqua è stata prelevata da Tarcento. Qua abbiamo delle sorgenti autonome che purtroppo vanno in crisi con la siccità. Sono sorgenti piuttosto superficiali e quindi quando abbiamo dei periodi di magra come in questo momento vanno in crisi, insomma. Quanto tiene questa cisterna? Questa ha 15 cubi, 150 ettolitri. Basta per quanto tempo? Qua abbiamo calcolato che ci vogliono 1 o 2 viaggi al giorno per mantenere questo serbatoio. Poi si presenta il weekend, in paese ci sarà un po' di affluenza di gente, quindi immagino che almeno due carichi dobbiamo farli. Il presidente di CAFC Benigno parla di una situazione allarmante, ma spiega che si possono evitare ulteriori criticità usando responsabilmente l'acqua. Oggi come oggi su 121 comuni soci abbiamo circa 14 comuni con fascia attenzionata, di cui 7 in zona rossa, che vuol dire quelle con massima criticità, che sono sostanzialmente comuni appartenenti all'area montana. Cosa facciamo noi in queste situazioni? Cerchiamo di riempire quelli che sono i serbatoi, quindi le nostre squadre sono H24 impegnate nel territorio, quindi un intervento massivo per cercare di risolvere quelle che possono essere situazioni emergenziali. Abbiamo anche la sacchettatrice, che è un nuovo investimento che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo cercato anche di avere dei backup con altri enti gestori, quindi tutti ci diamo una mano. Approfitto di questa opportunità che ci viene offerta anche per fare un appello ai nostri telespettatori, ai nostri utenti, cioè quello di avere dei comportamenti responsabili. Purtroppo siamo in una situazione non come ad agosto, addirittura iniziata nel mese di giugno, quindi le falde sono in situazioni di estrema criticità, l'acqua è un bene sociale per antonomasia che va difeso e protetto, per cui dobbiamo fare dei comportamenti virtuosi, dobbiamo cercare tutti di fare la nostra parte.
E la siccità sta aggravando la situazione del servizio irriguo. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana fa sapere che il deficit idrico sta interessando anche pozzi finora senza criticità. A Remanzacco e Premariaco si prevede di dimezzare ulteriormente la durata del turno irriguo per le soie. A Carpacco e Dignano domani saranno chiusi i canali per usi domestici, mentre il canale di Trivignano sarà chiuso giovedì prossimo. Lunedì sarà sospesa l'irrigazione straordinaria effettuata con prelievi dalla roggia di Udine e di Palma. Nella Bassa i problemi maggiori si presentano a Pocenie e Rivignano, dove è probabile l'interruzione dell'irrigazione di soccorso entro una decina di giorni. E come se non bastasse, l'anticiclone africano sta rendendo rovente la nostra regione. Si chiama Apocalisse 4800, ci spiega tutto il nostro previsore Antonino Renda. Questa ondata di caldo africano sta portando delle temperature molto alte sulla nostra regione. Sulla nostra pianura abbiamo registrato delle temperature massime intorno ai 37-38 gradi con dei picchi anche superiori ai 39. Tutto ciò è accaduto poche volte nell'ultimo ventennio. Troviamo questi valori nel 2003 e nel luglio del 2006. Nel 2015 addirittura avevamo superato i 40 gradi su alcune località, ma oltre alle temperature molto alte al suolo, l'anticiclone africano ci ha portato uno zero termico fin verso gli 4.800 metri, il che significa che se normalmente dovremmo trovarlo intorno ai 3.200-3.300 metri in questo periodo dell'anno, in questo momento, in questa giornata, l'abbiamo trovato ben 1.500 metri al di sopra, e tutto ciò giustifica delle temperature molto alte, anche in quota superiori allo zero, perfino oltre i 4.000 metri. E vi ricordo, dopo lo sport, alla termine del nostro telegiornale, l'appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con tutti i dettagli. Siamo alla cronaca, tamponamento dall'esito mortale questa mattina alle 8 sulla grande viabilità triestina all'altezza dell'uscita Grandi Motori. Per cause al vaglio della Polstrada, un motociclista di 32 anni ha perso la vita, avrebbe tamponato nella direzione Trieste-Muggia un furgone frigo. Immediati sono stati i soccorsi, ma ogni tentativo è stato purtroppo vano. E c'è stato uno spaventoso incidente stradale poco dopo le 16 di oggi a Castionse di strada, secondo una prima ricostruzione della dinamica lungo la regionale 353, una Renault Clio ha tamponato una Citroën che a sua volta ha invaso la corsia opposta dall'altra parte, scontrandosi con una moto che è stata appunto centrata in pieno, moto condotta da un 52enne che è stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è stato trasportato in elicottero a Cattinara in condizioni gravi. Nella tragicità degli eventi che si susseguono a causa dei roghi in regione, è accaduto anche che nel comune di Doberlò del Lago sia stata scoperta una apparente piantagione di marijuana a pochi metri dal fronte che minaccia il Carso sul versante italiano. A trovarla i vigili del fuoco, le piantine di cannabis le hanno trovate nell'orto di un'abitazione privata. In realtà si tratta della qualità sativa, ovvero della specie legale con un basso contenuto di THC. A sottolinearlo è stato lo stesso proprietario del terreno, dicendo che è tutto in regola e che le piantine sono tutte salve. Ha ringraziato i vigili del fuoco per il loro grande impegno in questi giorni. L'aggiornamento sui dati Covid in regione con 1.780 contagi che sono emersi a fronte di 7.736 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, 3 i decessi registrati in regione a Udine, Pordenone e Trieste, in terapia intensiva 4 pazienti, 284 negli altri reparti. Il 25 settembre gli italiani saranno chiamati a votare il nuovo Parlamento che dovrà poi scegliere il governo. Oggi il Presidente della Regione Federica è tornato a parlare, ha escluso la sua possibile discesa a Roma, confermando di volersi ricandidare in Regione.
Cosa potrebbe succedere se arrivasse una chiamata da Roma per Massimiliano Fedriga? Non vedo questa ipotesi, sarebbe rifiutata. Io sto in Friuli-Venezia Giulia e mi ricandido nel 2023. Neanche un tentennamento, il governatore non lascerà la regione escludendo possibili chiamate romane. La caduta del governo non avrà invece ricadute sul PNRR. Sul programma elettorale Fedriga chiede concretezza a tutti e proprio dalle regioni arriveranno proposte per risolvere i problemi attuali come siccità, ma anche strumenti per difendere le filiere produttive regionali e italiane. Su chi sarà il candidato premier del centrodestra c'è ancora un po' di strada da fare. Mi sembra che i leader politici abbiano deciso che saranno gli elettori a scegliere, quindi il leader della forza politica che prenderà più voti sarà il Presidente del Consiglio. Nessuno invece timore su una possibile discesa in campo di Draghi con il centro-sinistra e magari un grande centro. Mi sembra che il Presidente Draghi abbia escluso qualsiasi ipotesi di strumentalizzazione della sua persona e questo secondo me sottolinea ancora una volta anche le qualità umane. Sulla gestione degli affari correnti a garantire continuità ci penserà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono contento anche delle parole del Presidente della Repubblica dove soprattutto le milestone, penso quelle sul PNRR, penso alla questione dell'energia con il decreto, verranno portate avanti dal governo in carica e quindi avranno un processo di continuità rispetto anche alle elezioni che si terranno a settembre e quindi alla nascita del nuovo esecutivo. E intanto è spaccatura totale tra PD e Movimento 5 Stelle, come ha sottolineato a screenshot il segretario regionale del PD, Sciaurli. Sciaurli, è ancora possibile un'alleanza Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, anche alla luce di questo? Ricordiamo che però ve le eravate dette anche nella prima parte di legislatura, quando al governo c'erano la Lega e proprio i 5 Stelle, e poi comunque c'è stato l'accordo. Anche alla luce delle prossime elezioni regionali, insomma, o c'è un muro a questo punto? Assolutamente no. Chi ieri si è preso la responsabilità di votare contro la richiesta di Mario Draghi, non dei partiti, di votare il documento di Casini che diceva sosteniamo Mario Draghi e la sua relazione e ha deciso di non votare quel documento, in questo momento non farà parte e non ci saranno dei percorsi di alleanza con il Partito Democratico. Noi abbiamo messo in campo tutta la capacità politica per provare a sostenere quel governo, quindi se uno ascoltava Mario Draghi e quel documento avrebbe trovato anche le sue risposte. Non si è voluto farlo e io penso che questo abbia delle ripercussioni, ovviamente a livello nazionale, perché secondo me il campo largo non esiste più, ma le avrà ovviamente anche a livello regionale, perché il rapporto con il Movimento 5 Stelle in questo momento per il Partito Democratico non esiste più. Le stime sull'economia regionale prevedono un ritocco a rialzo per il PIL nel 2022, sul futuro però pesano le incertezze legate a guerra, caro energia e crisi politica. Il Presidente di Confindustria Benedetti auspica un governo del fare che sia adeguato alle sfide in atto. Stime ancora positive per l'andamento dell'economia regionale nel 2022. Il PIL del Friuli Venezia Giulia dovrebbe crescere quest'anno più di quanto previsto 3 mesi fa. Secondo le analisi dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati di Prometeia, il PIL regionale dovrebbe salire in volume del 2,7% rispetto all'1,9% stimato ad aprile. Nel 2023 la crescita dovrebbe viceversa rallentare per attestarsi all'1,7% contro il 2,4% previsto in primavera. Il sostegno più rilevante alla crescita dell'economia regionale dovrebbe essere garantito in primis dalla componente degli investimenti, grazie agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio e alle risorse del PNRR, nonostante le ormai note difficoltà di approvvigionamento dei materiali, la carenza di manodopera qualificata e i rialzi dei prezzi energetici e dei beni in genere. Quanto ai consumi delle famiglie, cresciuti lo scorso anno non sufficientemente per ricoprire il gap pre-Covid, risulterebbero penalizzati dalle persistenti tensioni inflazionistiche alimentate dalla debolezza dell'euro, con un andamento meno sostenuto nel 2022 al più 2,5%. Le esportazioni hanno registrato un avvio d'anno favorevole, più 30%, così come le importazioni, più 49%. La guerra in Ucraina, secondo le stime, continuerà ad incidere sull'economia, così come i rincari di energia e alimentari e l'oscillazione del prezzo del petrolio. Lo scenario previsto, commenta Gianpietro Benedetti, presidente reggente di Confindustria FVG, continua a essere caratterizzato da elevata incertezza. Le imprese hanno dimostrato imprenditorialità tenace, dice ci attende una fase di forte incertezza, in quanto oltre alla geopolitica avversa abbiamo l'incognita delle elezioni in autunno, pur rimanendo in pista Draghi per il disbrigo degli affari correnti. Poi avremo un nuovo governo, dice Benedetti, che auspichiamo sia adeguato a gestire una situazione più che delicata, che vede un debito pubblico di enormi proporzioni, circa 2.760 miliardi e un'inflazione galoppante.
Riprendono quota i metanodotti del Tarvisiano. Oggi dalla Russia sono arrivati 50 milioni di metri cubi di gas. I metanodotti SNAM di Tarvisio tornano a importare grandi quantità di gas proveniente dalla Russia. Stando ai dati elaborati dalla società, oggi sono passati attraverso le tubazioni del Tarvisiano 50 milioni di metri cubi, una quantità superiore a quella arrivata dall'Algeria attraverso il metanodotto di Mazara del Vallo e sostanzialmente pari ai flussi provenienti dal nord Europa attraverso Passo Gries. Nei giorni passati le forniture arrivate con il metanodotto friulano, che importa esclusivamente gas russo, non sono mai state completamente sospese, nonostante lo stop dei flussi del Nord Stream. Il metano infatti è continuato ad arrivare attraverso il metanodotto che attraversa l'Ucraina, sebbene sia stato registrato qualche rallentamento. La Corte dei Conti ha approvato il rendiconto annuale, permangono criticità sul personale sanitario, ma il Presidente Fedriga replica è un problema nazionale. Un quadro economico sostanzialmente positivo in un contesto di congiuntura economica complessa sia a livello nazionale che internazionale. La Corte dei Conti ha approvato il rendiconto della Regione e nella relazione del magistrato Daniele Bertuzzi emerge un quadro di insieme sostanzialmente positivo, seppur accompagnato da alcune irregolarità, comunque non gravi. In apertura la Presidente Emanuela Pese ha voluto dedicare un minuto di silenzio a Elena Loduca, la volontaria della Protezione Civile morta mentre era impegnata nello spegnimento degli incendi sul Carso. Nel mirino della Corte dei Conti, come da tradizione, finisce la sanità con Bertuzzi che sottolinea come l'estensione dei principi dell'armonizzazione del sistema sanitario è un obiettivo non più procrastinabile da effettuare tramite la parte pattizia per una più puntuale programmazione delle risorse. Resta poi il nodo della carenza dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e degli infermieri. Medici e infermieri, ha osservato e replicato il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, mancano e mancano in tutta Italia, lo diciamo da un po'. Abbiamo messo specializzazioni in più in FVG con nostre risorse, ma servono anni per formare queste figure. Una specializzazione dura anni, non giorni. Infine il procuratore generale Tiziana Spedicato ha sottolineato come in questa fase storica è fondamentale che il flusso straordinario di risorse pubbliche raggiunga gli obiettivi programmati e non sia destinato a interesse di parti. E questa mattina presidio dei sindacati davanti a Cattinara, sentiamo le motivazioni della protesta. Personale allo stremo, una riorganizzazione che prevede i pazienti Covid positivi direttamente nei reparti e un'organizzazione che non tiene conto delle assenze per malattie, ma anche per la sospensione per i mancati vaccini. FIALS, FP, CGIL e CIS Funzione Pubblica hanno tenuto un presidio questa mattina davanti all'ingresso dell'ospedale di Cattinara per denunciare per l'ennesima volta i pesanti disagi a cui è sottoposto il personale del comparto di Asugi. Vogliamo che sia garantito al personale di lavorare in sicurezza e contestualmente un'assistenza adeguata ai pazienti, spiegano Fabio Potocnik della FIALS, Francesca Fratianni della CGIL e Lorena Gandin e Giorgio Jurkic della CISL, che chiedono in particolare ad Asugi di ritirare il provvedimento sull'accoglienza diffusa dei pazienti Covid positivi e prevedere una diversa organizzazione per la cura e l'assistenza degli stessi. La politica regionale, spiegano inoltre, fornisca tempestive precisazioni fra le realtà regionali. Ci sono infatti condizioni lavorative e strutturali completamente diverse e non tutto può essere applicato allo stesso modo in tutte le aziende, e quanto sta accadendo all'Asugi lo sta ampiamente dimostrando. La galleria al piano terra del Città Fiera è stata riaperta in pochissimi giorni dopo che lunedì mattina era scoppiato un incendio all'interno di un negozio di animali, incendio che aveva causato l'intossicazione di una persona e la morte di diverse bestiole. Il Città Fiera fa sapere in una nota la direzione ringrazia coloro che hanno contribuito a questo rapido risultato. E restiamo a Udine, dove è stata inaugurata poco fa la mostra in castello dedicata all'architetto Raimondo Daronco. Da bozzetti e schizzi fino ai progetti completi, sia di opere tuttora visibili in Friuli che di sogni mai realizzati. È stata inaugurata nelle sale del Castello di Udine la mostra dei civici musei su Raimondo Daronco, l'architetto friulano che ha girato il mondo. Al centro della mostra però c'è la sua storia in regione. Non è l'architetto Daronco di Costantinopoli, non è l'architetto Daronco del Piemonte o di tante altre località dell'Italia, quanto lui ha realizzato, ovvero i disegni che lui appunto ha realizzato, che poi si sono tradotti in opere presenti qui nella città di Udine, ma anche a Cividale, a Gemona, eccetera. Quindi un architetto cosmopolita, come abbiamo scritto nel nostro sottotitolo della mostra,
addirittura in patria, la patria del Friuli. L'attività di questi architetti ha un riflesso molto importante su quella che è l'attrattività dei luoghi dove questi architetti hanno realizzato le proprie opere. Pensiamo al Comune di Udine, alla sede del Comune di Udine, pensiamo quante persone possono passare per visitare, per prendere conoscenza di questo tipo di intervento. Siamo in chiusura, tra poco l'appuntamento con Sport FVG. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.